Signori, primo tempo, Chelsea contro l'Atletico Calella 3-3. Santoro, complimenti, complimenti, non è ancora finita la partita, state giocando benissimo, entrambe le squadre, ci state regalando un sacco di emozioni. Massimo, dico solo questo, siamo vivi e questo gol è per mia nipote Angelica. Va bene, ok, complimenti Santoro, andiamo un po' a riprendere. Vediamo un po' Dario Romanello, Dario 3-3, come vedi questa formazione Calella? Stiamo giocando, stiamo prendendo un po' di gol. Ottima intesa tra Marotti e Stabile. Al prossimo tiro segno. Al prossimo segno, Ci quindi... credi. Marotti sta giocando benissimo, ho visto oggi un ottimo movimento, molto veloce, credi molto nel tuo fisico oggi. Come ti comporteremo nel secondo tempo? Continuerai a giocare molto di fisico? Vediamo finché ci avere fiato. Alla fine è un mollato, per esempio, gli ultimi minuti, quindi non vediamo un po'. Va bene, vai, bocca al lupo, ci vediamo per la ripresa della seconda. Buonasera signori, intervista ai migliori in campo della partita Atletico Calella contro il Chelsea, partita terminata 7-5 per l'Atletico Calella. Silvio Stabile migliore dell'incontro e Luigi Ciotola migliore dal lato del Chelsea. Luigi, mi dispiace, avete perso 3 punti fondamentali e parliamo un po' dell'incontro. Quali sono stati errori o comunque, quanto ho capito, vi sei svegliati negli ultimi minuti e cercare di recuperare questo punteggio, ma non ci siete riusciti? Sì, abbiamo cercato di recuperare e non ci siamo riusciti. Abbiamo preso dei gol proprio banali, certi errori banali che si poteva anche non commettere. Con un po' di errori da parte del portiere. Anche del portiere, vabbè, ma in generale tutta la squadra ha commesso gli errori, partendo dagli attaccanti e finendo al portiere. Abbiamo perso tutti quanti, siamo stati anche un po' sfortunati. Mi dispiace, vabbè, vi rifarete nelle ultime 2 giornate di campionato. Senti, vogliamo salutare e ringraziare qualcuno? Ringrazio solo i miei amici, la mia squadra e basta. Va bene, ok, complimenti, ti stringo la mano, ci vediamo alla prossima. Silvio, non ti vedo contento, avete vinto contro contro una squadra molto ostica. Molto forte, abbiamo vinto anche bene, con 2 gol di scarto. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto 7 gol, come d'altronde le ultime almeno 3-4 partite. Sì, complimenti, il Calella si è risvegliato, quindi il solito bluff è riuscito, la strategia del Calella sta andando bene. E come è andata oggi l'intesa con Marotti? Bene, come sempre bene, ci troviamo molto bene. Non a caso almeno più della metà dei gol che ho fatto me li ha fatti fare lui con i suoi assist. Bravissimo, bravissimo. Oggi complimenti anche alla difesa che è riuscito anche a difendere benissimo. Riprendiamo Dario Romaniello, Mariano De Rossi, Curcio, ottimo, migliori tra i suoi oggi. Silvio, vogliamo ringraziare e salutare qualcuno? Riprendiamo anche Cimino, è qui. Ringrazio la squadra, i ragazzi, il mister, voi e soprattutto vogliamo fare gli auguri al nostro compagno che oggi si è laureato. Chi? Grande Dario Enrico, complimenti Dario! Il cuoricino è per lui. Complimenti Silvio e complimenti a Atletico Calella, in bocca al lupo e prosegue il torneo. Ciao ragazzi.